C'è anche un trevigiano tra i 24 italiani arrestati a bordo della Global Sumud Flottiglia di Luca Cuzzato. 23enne di Ponzano Veneto. Non si hanno più notizie da ieri sera, quando le forze militari israeliane hanno bloccato la nave al largo di Creta. La violenza dei bulli a Mignagola con un pestaggio del tabaccaio. Il sindaco incontra uno dei minori che si scusa, ma la vittima e la sua famiglia continuano a ricevere messaggi di morte. Fermata per un controllo lungo viale della Repubblica Treviso, sottoposta al test antidroga, una ventenne risultata positiva, patente sospesa, peccato che i risultati in laboratorio abbiano dato esito negativo. Raid di furti a Nervesa, almeno 3 le aziende nel mirino, i ladri si sono dati alla fuga nei campi dopo aver colpito un distributore di latte. Dolore e commozione a Treviso per l'ultimo saluto all'avvocato Antonio Campion, stroncato da un malore in casa a 44 anni, strappato la vita improvvisamente troppo presto. Vertice in prefettura per capire quali risposte dare alla situazione di migranti allontanati da Piani e dal Negro. Nascerà uno sportello dedicato per trovare soluzioni a casa e lavoro. La Regione anticipa 8.700.000 euro per coprire i servizi di trasporto legati alle Olimpiadi. I fondi ministeriali non sono stati ancora erogati e ora si attende il rimborso. Presentata ufficialmente la 12ª edizione della Treviso in Rosa, la corsa benefica a favore della Lilt, 10.000 donne attese al via lungo le mura. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. C'è dunque anche un trevigiano tra i 24 italiani arrestati a bordo della Global Sumud Flottiglia di Luca Cuzzato, 23enne di Ponzano Veneto. Non si hanno più notizie da ieri sera, quando le forze militari israeliane hanno bloccato la nave al largo di Creta. Siamo in attesa di avere notizie, siamo molto preoccupati. Poche parole, ma cariche di apprensione, quelle che ci dice al telefono il papà di Luca Cuzzato, il 23enne di Ponzano Veneto, militante del centro sociale Django, che nella notte è stato fermato a bordo della Global Sumud Flottiglia dalle forze armate israeliane a largo dell'isola di Creta. Sono 24 in tutto gli italiani fermati, tra loro anche la padovana Anna Ghedina, studentessa di 21 anni, attivista del centro sociale Pedro. Le imbarcazioni erano partite domenica scorsa dal porto di Augusta in Sicilia. Ciao a tutti e a tutte, noi attualmente stiamo bene. Le ultime informazioni che ci sono arrivate è che le forze di occupazione italiane hanno intercettato 12 barche. Attualmente ci troviamo a 500.000 miglia dalla striscia di Gaza e questo attacco è gravissimo e noi ci troviamo attualmente in acque internazionali e ci hanno tagliato i contatti con tutte le altre barche e il cielo è pieno di droni e vi faremo sapere per i prossimi aggiornamenti. Palestina è libera. Queste le ultime parole di Luca, da tutti conosciuto come Luchino durante il sequestro e condivise su un gruppo social. Dopo quel momento il silenzio. Le immagini diffuse mostrano momenti concitati, membri dell'equipaggio con le mani alzate mentre i soldati salgono a bordo. Un atto illegale, così lo definisce lo stesso gruppo di attivisti. Sulla vicenda interviene anche il sindaco di Treviso, Mario Conte. Adesso però il pensiero va al fatto che questo nostro concittadino deve essere protetto, tutelato e soprattutto debba poter ritornare a casa sano e salvo. Li invito tutti quanti alla prudenza, insomma, e a stare attenti anche quando si fanno un certo tipo di manifestazioni, perché poi le cose possono prendere anche una brutta piega. In questa fase qua però, insomma, l'obiettivo è che il nostro concittadino ritorni a casa sano e salvo e quindi, insomma, il mio appello va in questa direzione. In Italia il ministro degli esteri Antonio Tajani ha attivato l'unità di crisi e ha avviato contatti con le ambasciate per verificare la situazione dei connazionali coinvolti. Nel frattempo tutta la penisola si è organizzata con sit-in di solidarietà per chiedere la liberazione dei connazionali. E c'è un sit-in spontaneo in corso in Piazza dei Signori con i componenti del centro sociale Django e non solo, diversi anche gli esponenti della società civile. Vi possiamo mostrare le immagini e i primi commenti a caldo raccolti da Elena Dal Forno, che si trova sul posto. Luca l'abbiamo sentito l'ultima volta poco prima che arrivassero ad abbordarlo. L'ultimo messaggio è: stanno arrivando.
stanotte e purtroppo non abbiamo la possibilità di sentire nessuna delle persone che è stata rapita, perché non possiamo dire che sono stati arrestati, sono stati rapiti in acque internazionali, e quello che ci auguriamo è che ovviamente vengano liberati al più presto, ma oltre, al di là della loro liberazione, le persone che sono partite sapevano che cosa stavano rischiando, e rischiare qualcosa del genere è l'atto minimo che si può fare all'interno di un contesto genocidario. Ritorniamo alla cronaca, ritorniamo a Mignagola di Carbonera con la violenza dei bulli, il pestaggio ai danni del tabaccaio. Il sindaco questa mattina ha incontrato uno dei minori coinvolti, c'erano anche i suoi genitori. Ci sono state delle scuse, ma il tabaccaio e la sua famiglia continuano a ricevere messaggi di morte. Ci sono poi minacce di morte anche sui social. Ci sono minacce di morte anche sui social, questo è stato ovviamente tutto riferito alle forze dell'ordine, è stato inserito all'interno della denuncia. Io mi auspico che qualcuno a questo punto faccia qualcosa. Non un singolo episodio, ma un'escalation, quella che si sta vivendo a Mignagola, nel mirino dei bulli, sempre Giovanni Galletti e la sua famiglia, gestori della tabaccheria all'Interspar. Minacce di morte firmate per noi e la nostra famiglia, sui social. Sì, li abbiamo registrati e sono sempre questi ragazzini? Sono sempre questi. La situazione inizia a precipitare martedì mattina, quando un 17enne del posto si presenta per un certificato nel centro di medicina, gestito proprio dalla famiglia Galletti. Uscendo da una visita dalla medicina di gruppo, devasta tutto quello che trova nella tromba delle scale della Salus, piante, vasi, quant'altro. A me sembra che fosse con la madre in sala d'attesa con la madre. Nel pomeriggio questo ragazzo viene da me a porgermi delle scuse, al mio rifiuto delle sue scuse, perché reputo che questo sia un atteggiamento che non sia consono, soprattutto in un centro medico dove ci sono pazienti, ci sono persone fragili in difficoltà. Comincia con delle minacce di morte, con degli insulti. L'uomo esce all'esterno, con il 17enne ci sono altri 2 coetanei, sono minuti di violenza. Questo è un morso che ho ricevuto appunto durante la colluttazione e appunto il pugno al volto con la rottura del setto nasale. Sul posto arrivano i carabinieri avvisati dai passanti, ma in realtà non finisce qui. Ieri ritornano armati di un pezzo di ferro, appunto lo scagliano contro il distributore di sigarette, rompendo il vetro e scappando successivamente. Erano travisati. Ieri erano travisati. Mentre sono scattate le indagini con i carabinieri coordinati dalla Procura dei Minori, il comune di Carbonera con il sindaco Federica Ortolan ha convocato nelle scorse ore il 17enne con i suoi genitori. Il ragazzo si è scusato. I genitori? I genitori anche capiscono, hanno magari una versione diversa e questo appunto sarà da chiarire con gli organi preposti. Di sicuro portano le scuse e hanno capito che il figlio ha commesso qualcosa che andava al di là di quello che può essere una semplice e normale reazione. Non si esclude un incontro anche con gli altri ragazzi coinvolti. Uno tra l'altro era stato chiamato in comune poco tempo fa. Seriamente preoccupati per noi, per le nostre famiglie, per i nostri collaboratori, per i pazienti del centro, per i clienti del supermercato, per la presenza di questi ragazzi. Fermata per un controllo lungo Viale della Repubblica a Treviso, sottoposta al test antidroga, una ventenne risultata positiva, patente sospesa. Peccato che i risultati in laboratorio abbiano dato esito negativo. Un errore non da poco per una ventenne che si è vista sospendere la patente. Il suo test antidroga è risultato positivo alla marijuana. Non sono servite le giustificazioni della ragazza che ripeteva fino allo sfinimento di non aver mai fumato uno spinello. La giovane è stata fermata in Viale della Repubblica dopo aver trascorso una serata con dei colleghi. Alcol test negativo, tutto a posto, fino al tampone antidroga positivo. Il risultato scontato, patente sospesa e spedizione dei campioni a Roma per il verdetto definitivo. Ad aggravare la situazione il dato
datore di lavoro che, dopo aver saputo la notizia, ha pensato bene di sospenderla con tanto di minaccia di licenziamento. Un vero incubo per la ventenne, che ha dovuto inoltre dare una spiegazione ai genitori infuriati. La beffa è arrivata con il risultato dei laboratori. È un falso positivo, un errore della macchinetta. La ragazza, insomma, è pulita. La sanzione è stata cancellata e la patente restituita. Un caso clamoroso, commenta l'avvocato Fabio Amadio, che assiste la ventenne, che pone seri dubbi sulla validità dei test rapidi, evidentemente non così affidabili come sbandierato. Rimane per la ventenne l'amarezza di aver vissuto dei giorni terribili, punita per non aver commesso nulla. Raid di furti a Nervesa della Battaglia, almeno 3 le aziende nel mirino. I ladri si sono dati alla fuga nei campi dopo aver colpito un distributore di latte. Per poco non c'è stato il faccia a faccia con una donna, indagano i carabinieri. Hanno scassinato le 2 porte del distributore del latte, aprendo di fatto, manomettendo tutto il distributore, il frigo diciamo, e prelevando l'incasso della giornata, che circa montava centinaio di euro, poco più, e dopodiché si sono accaniti contro l'impianto elettrico. Probabilmente volevano rimanere a lavorare diciamo al buio, e quindi hanno dissotterrato tutti quanti i cavi, hanno provato a staccare il faro ma non ci sono riusciti. Questo uno dei danni più evidenti di una notte movimentata a Nervesa della Battaglia, località Bidasio. Qui siamo davanti all'azienda agricola Fiorotto con i fratelli Daniele, Stefano, Marina, e quest'ultima a svegliarsi verso le 3 perché dopo essersi accaniti contro il distributore i ladri cercano di entrare nello spaccio che si trova a ridosso dell'abitazione. I 4 cani di famiglia sono agitatissimi. Marina pensa abbiano visto una volpe tra i campi. Sono uscita e baiavano ancora molto forte, mi sono diretta verso il negozio e avevo un bastone in mano. Ho sentito lanciare dei sassi verso i cani sono indietreggiati e là mi sono messa a urlare, a battere il bastone per terra, e ho visto delle figure scappare per la vigna e dopo i cani li hanno rincorsi. Io non avevo la più pallida idea che ci fosse qualcuno della casetta, forse è stato meglio che non sia venuta qui, magari me li sarei trovati davanti la prima volta che sono uscita. I cani, tra questi Piccola, all'indomani sembrano provati, non si esclude possono aver avuto un incontro ravvicinato con i delinquenti. Ringrazio tutti quanti coloro clienti e amici che ci hanno scritto, ci hanno chiamato per solidarietà, appunto, per sapere prima cosa se qualcuno si era fatto male. Tanta paura e niente, poi appunto questa mattina infatti siamo venuti a sapere che erano intervenuti questi malviventi in altre attività in questa zona. Ecco. E in effetti si è trattato di un raid. La banda è stata al liquorificio del Piave ma non è riuscita a prelevare nulla, mentre all'outlet della ditta Asolo sono stati asportati zaini e giacche per 300 euro. Indagano i carabinieri. Fino all'ultimo speravo fossero le volpi, dopo stamattina abbiamo trovato il disastro qua dalla casetta. Da Nervesa della Battaglia a Giavera del Montello il passo è breve, e qui sono finiti nel mirino dei vandali gli impianti sportivi, vandali e ladri. Martedì l'ennesimo colpo, la banda avrebbe però i giorni contati, ed è stato preso di mira anche l'impianto di San Biagio di Callalta. L'atto è tra il vandalismo e il furto, ma insomma non è la prima volta che capita in questo stadio, siamo già la 3ª volta, addirittura sono entrati con una macchina dentro lo stadio rovinando, cioè sono quei gesti che stiamo seguendo e valutando insieme alle forze dell'ordine. Abbiamo individuato chi tramite anche i servizi di videosorveglianza che abbiamo, stiamo capendo chi può essere stato. È l'ennesimo tentativo di furto, quello avvenuto martedì sera agli impianti sportivi di Giavera del Montello. Dei malviventi hanno cercato di introdursi all'interno dell'impianto. Il colpo è stato però sventato grazie alla prontezza dei vicini che, allertati dai rumori, hanno iniziato a gridare mettendo in fuga i malintenzionati. I responsabili sono scappati rapidamente verso i campi, riuscendo però a danneggiare una finestra nel tentativo di forzare l'ingresso. L'episodio è stato subito segnalato alla polizia locale e al comando dei carabinieri, che stanno ora visionando le telecamere di videosorveglianza presenti in zona per identificare i responsabili. L'ennesimo episodio che riaccende l'allarme sicurezza nella zona, già alle prese con tentativi simili. Proprio per evitare che possano entrare ancora, stiamo cercando di aumentare il livello di sicurezza della zona, però questo è anche un po' disarmante sinceramente, perché comunque io preferirei avere gli spazi liberi e che vengano rispettati.
arrivare a questi punti che sono necessari, per carità, perché poi tutelano i cittadini, tutelano e preservano il patrimonio, ma io vorrei lavorare proprio con i cittadini e con le autorità competenti perché questo non debba succedere, piuttosto lavoriamo di invadere gli spazi in maniera propositiva e di evitare che queste persone facciano questi tipi di gesti. Quello di Giavera del Montello non è però un caso isolato, anche il centro sportivo di San Biagio di Callalta è stato preso di mira dai malviventi. Durante l'allenamento della squadra di calcio, ignoti si sono introdotti all'interno dello spogliatoio, svuotando un borsone di un atleta e portando via maglie e scarpe da gioco. I genitori hanno subito sporto denuncia ai carabinieri, i quali stanno ora visionando le telecamere per risalire all'identità degli ennesimi malviventi. Truffa del finto carabiniere sventata, fortunatamente sventata a Spresiano nella casa di una 91enne allettata. La nuora risponde al telefono e non si fa intimidire. I truffatori sono stati denunciati anch'essi ai carabinieri, quelli veri. Loro continuavano e mi minacciavano che vengono qua a casa e io ho detto io vi aspetto. Non una telefonata estemporanea, ma l'ennesima di una lunga serie, perché quello dei truffatori è ormai un assedio. Spresiano, via Gioberti, all'apparecchio della signora Assunta, 91 anni, chiamano sedicenti carabinieri di Treviso. Solito copione, un'auto coinvolta in una rapina, soldi e gioielli da consegnare per non finire nei guai. A rispondere non è l'anziana, ma la nuora Valerica, che capisce e replica in malo modo. Come si permetta di parlare così? Io parlo come voglio, perché siete dei truffatori e a me non mi fregate, non mi rompete più. E lui qua arriviamo, sappiamo addirittura tutto, indirizzo di casa, tutto della mia suocera, dei quanti anni, no? Ho detto vi aspetto qua, venti. Mi ha detto chiama 112, non ti preoccupare che so farlo. Infatti dopo che ho chiamato carabinieri. Al telefono dice senza esitazione era un italiano, l'ennesimo tentativo di raggiro, conferma. Che se fosse la prima volta vabbè ci può stare. Però una volta, 2, 3, 4 e là uno si fa una domanda. Malgrado ne abbia già respinti al mittente parecchi di truffatori, la donna ammette di essere rimasta scossa. Le informazioni che avevano, dice, dati, indirizzo, erano davvero molte. Tanta paura, infatti sono arrivati dei corrieri, si ferma, ero sempre con la paura perché non sai che può arrivare. Qui è stata la prontezza della nuora a sventare la truffa, ma non tutti gli anziani hanno qualcuno accanto. E questa mi dispiace tanto perché magari hanno un risparmio di tutta la vita, si trovano con dei balordi di genere, non è bello per niente. Se la senti di lanciare un appello? E di fare tanto attenzione perché qualsiasi cosa che chiamano carabinieri, che è ospedale, ci sono modalità diverse di avvisare le persone, di non cascare questa trappola perché può essere dannosa come puoi vivere con una trauma. Una tragedia segnata da tempi rapidissimi e da un epilogo drammatico. È morta a 39 anni Sara Gastaldello, a soli 4 mesi dalla nascita della figlia Agnese. La malattia, un tumore scoperto appena 2 settimane prima, ha avuto un decorso fulminante. Nei giorni precedenti però l'ultimo gesto d'amore. Il 25 aprile Sara ha sposato in ospedale il compagno di una vita, Matteo Volpato. Lei, originaria di Rossano Veneto, lavorava come funzionaria della direzione sanitaria della Regione Veneto. Lui invece è impiegato dell'ufficio patrimonio del comune di Asolo. La coppia viveva a Salvatronda, frazione di Castelfranco Veneto, dove si terrà il funerale sabato 2 maggio alle 10 nella chiesa parrocchiale. Dolore e commozione a Treviso per l'ultimo saluto all'avvocato Antonio Campion, morto improvvisamente a 44 anni, e così nel racconto di Nicola Marcato. Un silenzio carico di emozione hanno accompagnato l'ultimo saluto ad Antonio Campion nella chiesa di San Francesco a Treviso. L'avvocato, 44 anni, morto per un malore improvviso la mattina del 27 aprile nella sua abitazione. Figlio del penalista Roberto Campion, era un volto noto dell'avvocatura e della vita cittadina, apprezzato per la professionalità e il carattere aperto. Sul feretro la bandiera e la sciarpa dell'Inter, simbolo della sua passione per il calcio, che lo aveva visto anche protagonista in campo da giovane come mezzala. Non oso immaginare il silenzio assordante che state vivendo da quando la morte ha strappato la vita ad Antonio in maniera improvvisa e prematura, ha detto durante l'omelia frate Enzo Piovesan, parole che hanno attraversato una chiesa raccolta nel dolore. E penso che la parola strappare sia proprio la parola più idonea, anche perché l'ha usata il papà Roberto quando è venuto a parlarmi, e proviamo a pensare a quello che c'è dentro
anche la mamma Luciana, la moglie Elisa, la figlia e tutti quelli che gli hanno voluto bene. Toccante la vicinanza dei compagni di classe della figlia, così come il ricordo degli amici con la voce spezzata dall'emozione. Ora più che mai noi come classe ti staremo vicini e ti sosterremo per questo dolore talmente grande che è indescrivibile. Nei nostri occhi avremo sempre il tuo sorriso, a prima vista sbruffone, ma in realtà sincero e buono. Il sorriso che avevi quando parlavi di Asia, il sorriso che avevi il 10 giugno 2022 insieme a Elisa, il sorriso di quando parlavi di tua madre e di tuo padre, adattando il famoso aforisma calcistico Pelé good, Maradona better, Antonio campione, di nome e di fatto. Ciao Tony. All'uscita del feretro, la madre e la moglie Elisa, insieme ai familiari, hanno ascoltato tra le lacrime le note di Ovunque sarai di Irama, un ultimo saluto intenso e carico d'amore. Ritorniamo alla cronaca. Auto divorata dalle fiamme, l'immediato intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo si propagasse anche agli edifici vicini. Accaduto questa notte in via Postumia Centro a Gorgo al Monticano. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti che sono stati svegliati dagli scoppi provenienti dal veicolo. Le fiamme hanno distrutto la vettura minacciando anche le abitazioni circostanti. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Motta di Livenza che si sono occupate di spegnere il fuoco del veicolo e hanno provveduto a raffreddare e proteggere le facciate degli edifici vicini, evitando la propagazione dell'incendio agli appartamenti. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sulle cause di quanto accaduto indagano i carabinieri. Incontro al vertice in prefettura per capire quali risposte dare alla situazione dei richiedenti asilo, dei migranti. Come sapete sono giorni molto tesi su questo fronte. Nascerà uno sportello dedicato. Abbiamo condiviso la necessità di affrontare il tema della sistemazione abitativa oltre che dell'inserimento lavorativo dei migranti sul territorio in modo strutturale e non emergenziale e quindi abbiamo condiviso una proposta che è quella di creare una sorta di sportello di contatto per queste persone. Uno sportello di contatto tra migranti e richiedenti asilo da un lato e datori di lavoro e proprietari di abitazioni dall'altro, in mezzo a farsi garanti le associazioni del terzo settore. È questa l'idea che emerge dall'incontro svoltosi in prefettura dal Consiglio territoriale sull'immigrazione, sulla questione dei ragazzi pakistani sgomberati nei giorni scorsi dai parcheggi cittadini. Associazioni come Caritas saranno l'anello di congiunzione tra la diffidenza dei proprietari e i nuovi lavoratori migranti. Don Bruno Baratto si è dichiarato disponibile ad un percorso strutturale e condiviso, purché insieme. Un modello che prende spunto da quel che si è fatto a Jesolo, dove ai lavoratori stagionali vengono garantiti gli alloggi dai datori di lavoro. Questo sportello dovrebbe verificare le condizioni lavorative e quindi strutturare un percorso insieme a tutte le associazioni per individuare delle sistemazioni abitative. La prossima settimana sarà quindi riconvocato un tavolo più ristretto dove ci sarà anche partecipare il presente per dare modalità più operative insieme a Comune, Caritas e organizzazioni sindacali. E nel frattempo instaureremo un altro tavolo per strutturare anche la possibilità di individuare le sistemazioni abitative. Il Comune da parte sua percorre strade già note, ma con una novità. Noi abbiamo messo anche le disponibilità eventuali di fondi che noi abbiamo come ATS su cui stiamo progettando con l'Associazione Comuni Marca Trevigiana su tutto un filone abitativo, ma siamo disponibili a condividere le idee. Se ci sono altre idee, noi tutto quello che possiamo oggi l'abbiamo messo sul tavolo. Sono fiduciosa, è importante adesso, prendere il coraggio a due mani e cominciare a strutturare delle risposte, come diceva Caritas, non singolo attore, non singola risposta. Il problema è talmente complesso che vanno approntate risposte multiple. Nel frattempo, proprio mentre si svolgeva l'incontro, sotto la prefettura i giovani pakistani sono tornati a manifestare in attesa di quel che accadrà, per ora in emergenza.
e alcuni di questi migranti questa notte e le prossime saranno ospiti di una struttura alberghiera nell'Interland trevigiano su intervento appunto della nostra Mirella Tuzzato. Ma di gestione di migranti si è parlato a lungo ieri sera anche in Consiglio Comunale con il sit-in peraltro delle forze di opposizione che vi abbiamo raccontato in diretta. C'è poi il fronte delle zone rosse con una nuova puntata della botta e risposta tra Mario Conte e Fabio Crea. Anche il prefetto ha preso sul serio questa situazione e che quindi da questo punto di vista si coinvolgano tutti gli attori disposti a fare la loro parte e credo che ce ne siano. Superare la logica dell'emergenza potenziando il confronto fra imprese e volontariato, questa sembra la linea delle opposizioni ribadita anche in Consiglio Comunale dove il tema migranti ha tenuto banco per buona parte della seduta, fuori dall'aula diversi partiti e le sigle. Pensiamo che il diritto, l'umanità sia una cosa che riguarda tutta la popolazione indipendentemente che siano italiani o meno. La questione delle persone bisogna vederle non come semplici persone ma come possibili lavoratori, quindi possibili persone che possono aiutare Treviso a crescere. L'altro fronte è la zona rossa con quella che è una polemica tutta interna al centrodestra, come conferma l'ormai continuo botta e risposta tra il sindaco Mario Conte e l'avvocato meloniano Fabio Crea, sullo sfondo la lite tra stranieri a cui ha assistito lo stesso avvocato trevigiano. Conte ha dichiarato che io avrei criticato le forze dell'ordine. Questo è un giochetto che fa molto spesso il sindaco, imputando a me pensieri e parole che io non ho mai detto, non ho criticato come lui dice né il prefetto né il questore. Le mie critiche sono nei confronti del mancato presidio del territorio da parte della polizia locale guidata dal sindaco che è anche assessore alla sicurezza e non attiva il sindaco tutti quei poteri che sono previsti importanti dal decreto ministeriale, dal testo unico degli enti locali che competono unicamente a lui, il quale invece ritiene sempre di deresponsabilizzarsi dalle proprie responsabilità. Se fosse lei sindaco che cosa farebbe qui immediatamente? Un presidio fisso immediato da parte della polizia locale per tutte le turnazioni e quindi per tutti gli orari fino alle 22. Esattamente in questo punto di via Roma che controlla le varie zone, sono almeno 2 qua, zone di spaccio. Adesso per noi c'è qualche istante di pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per raccontarvi l'ultimo saluto di Treviso a Renzo Secco. Una folla numerosa ha riempito il Duomo di Treviso per l'ultimo saluto a Renzo Secco, scomparso il 26 aprile all'ospedale cittadino all'età di 90 anni. Imprenditore, uomo delle istituzioni e mecenate, Secco è stato per decenni un punto di riferimento per la comunità trevigiana. Nell'omelia, Don Mario Salviato lo ha voluto ricordare come una persona che ha vissuto con intensità, sempre in prima linea, senza mai limitarsi ad un solo ambito. E lo testimonia la molteplicità dei suoi interessi e degli impegni che si è assunto in prima persona. Sì, mai gregare, in prima persona e su più campi. Dall'azienda di famiglia sviluppata insieme al fratello fino a diventare una realtà industriale di rilievo con centinaia di dipendenti fino all'impegno nella vita pubblica. Storico esponente del Partito Repubblicano Italiano, è stato consigliere comunale e assessore a Treviso tra gli anni 70, contribuendo alla crescita della città anche sul piano istituzionale. Accanto all'attività politica e imprenditoriale, forte anche il suo impegno culturale, in particolare con il FAI per la valorizzazione del patrimonio artistico e storico del territorio. Nel 2024 la città gli aveva conferito il Totila d'Oro, massima benemerenza civica, a riconoscimento di un percorso segnato da dedizione e responsabilità. Tra le autorità presenti alle esequie anche il sindaco Mario Conte, l'ex sindaco Giovanni Maniddo e Marco Goldin, oltre a diversi esponenti politici legati all'esperienza del Partito Repubblicano. Renzo Secco lascia la figlia e i suoi affetti più cari, ma anche un'eredità fatta di impegno, passione e amore per la propria comunità. Una figura che ha saputo lasciare un segno profondo nella storia recente di Treviso. Voltiamo decisamente pagina, ma restiamo a Treviso, dove è tempo di Treviso in rosa.
Un giorno in cui Treviso si sveglia diversa, più viva, più leggera, più unita, più rosa. È il giorno della Treviso in Rosa, 12ª edizione di un evento che negli anni è diventato qualcosa di molto più grande di una corsa o di una passeggiata. L'Onda Rosa è un fiume di energia, di colore, di sorrisi, pronto a invadere le strade della città attraverso un rito collettivo, una festa condivisa, un simbolo di partecipazione, consapevolezza e solidarietà a favore della Lilt, che dall'inizio è partner dell'evento. Una lunga storia partita nel 2015 che oggi è diventata la prima corsa in rosa più partecipata in Italia e ha raggiunto le 100.000 presenze. È un traguardo straordinario, bellissimo, che quando siamo partiti non ci aspettavamo, però mi ricordo bene quando con Enrico decidemmo la prima edizione che non c'era nulla a disposizione delle sole donne. Quante iscritte c'erano alla prima edizione? Erano intorno alle 1400, che era un numero importante perché la organizzammo in soli 40 giorni. Qui generazioni diverse e storie personali trovano spazio e sostegno, come fa l'Ilt attraverso i suoi 900 volontari provinciali. La promozione della cultura della diagnosi precoce, quindi visite, promuovere iniziative volte proprio a creare consapevolezza nelle persone, nella donna, che poi la donna è una regista anche per la propria famiglia, non è solo verso se stessa ma anche verso la propria famiglia. Non conta il tempo, non conta la prestazione, conta esserci insieme, business partners e volontari che si muovono dietro le quinte. Abbiamo preparato 10.000 sacche in 4 serate con tantissimi volontari che la sera al DHR Hotel venivano spontaneamente, sempre col sorriso. Una città che si unisce attorno ai valori profondi della solidarietà, dell'attenzione alla persona, dell'attenzione alla salute e quindi alla cultura della prevenzione. E come ama dire il sindaco, pronto al consueto bagno di folla. È l'unica invasione, che ci piace, quell'invasione rosa fatta di sorrisi, fatta di condivisione, fatta di storie, in alcuni casi fatte anche di sofferenza, che però se messa in condivisione, se messa a disposizione di tutti, può diventare anche una storia di cura, di supporto. E fattore determinante per il successo dell'iniziativa è il meteo, ma vediamo più in generale che tempo ci attende per il weekend con il nostro generale Iannicelli. Un'area anticiclonica anche vasta, col suo centro localizzato sul nord Europa, una posizione anomala ma importante perché da quella posizione protegge verso sud tutte le nostre zone e garantirà un lungo fine settimana all'insegna del sole. Infatti prevediamo sia per il 1° maggio ma anche per sabato e per domenica cielo in prevalenza sereno, solo per domenica potremo avere un aumento della nuvolosità, ma non sono previsti fenomeni. Da lunedì il discorso cambia, la musica cambia, l'anticiclone cede, da quella posizione, ripeto, non è molto forte, quindi ne approfitteranno subito una serie di sistemi perturbati che nel corso di tutta la prossima settimana provocheranno piogge anche diffuse, localmente intense, anche a carattere temporalesco. Intanto per i prossimi 3 giorni i venti sono deboli o qualche rinforzo dai quadranti orientali, le temperature minime, le notti sono serene, quindi si abbassano le temperature durante le primissime ore della mattina, durante la notte, quindi minime previste dai 7 agli 8 gradi, le massime intorno a 22-23 gradi. La prossima settimana naturalmente le minime aumenteranno, le massime rimarranno simili. L'Alto Adriatico è previsto da mosso a localmente purtroppo mosso. È tutto. Andiamo adesso a Belluno. Blitz dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro in provincia di Belluno per sicurezza e contrasto al lavoro nero, coinvolti diversi comuni da Belluno a Cortina d'Ampezzo passando per Agordo, Longarone e Feltre. Al termine delle verifiche denunciate 8 persone tra titolari e datori di lavoro, mentre 3 aziende sono state sospese, 2 per gravi inadempienze nei piani di emergenza ed evacuazione, 1 per lavoro nero. Numerose le irregolarità riscontrate, mancanza di dispositivi di protezione, formazione assente, carenze nella sorveglianza sanitaria e impianti non a norma. In un locale di 7 ville scoperto un lavoratore irregolare su 8 dipendenti. Colpo di scena, un vero e proprio colpo di scena sulla discussa vicenda del taglio dei Tigli e di via Feltre. Siamo ovviamente a Belluno. La pronuncia del Tribunale amministrativo regionale delle scorse ore, la seconda sezione presieduta dalla Presidente Grazia Flaim, ha accolto la domanda urgente cautelare presentata da Italia Nostra per conservare i 79 tigli ancora esistenti in via Feltre. Siamo soddisfatti perché il TAR ha accolto tutte le motivazioni del nostro ricorso.
per impugnare praticamente tutte le delibere di approvazione di questo progetto, compresa la conferenza di servizi, e il TAR con delle motivazioni che il TAR ha accolto completamente. Tutto sospeso dal TAR, che ha disposto la provvisoria sospensione dell'esecutività della delibera della Giunta Comunale dello scorso 5 marzo di approvazione del progetto esecutivo di riqualificazione di via Feltre, nonché della determinazione del precedente 2 marzo, nella parte in cui il Comune di Belluno ha disposto il taglio e l'estirpazione di 2 filari di alberi di tiglio, parzialmente già abbattuto, disponendo la sospensione dei lavori di abbattimento delle alberature ancora esistenti. Abbiamo la preoccupazione che i tigli fossero tagliati, fossero abbattuti adesso in maggio, e quindi addirittura il 4 di maggio, così c'era stato detto da voci, anche voci attendibili, e quindi ci siamo preoccupati di far richiedere immediatamente al Presidente del TAR un decreto monocratico di sospensiva. La Presidente della seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale ha fissato la Camera di Consiglio per il prossimo 21 maggio per la trattazione collegiale della domanda cautelare. Noi rinnoveremo la nostra con anche ulteriori motivi, e per cui noi speriamo di portarla a casa questa vittoria, una vittoria totale. Noi abbiamo anche delle alternative da proporre a questo progetto. Non è che siamo contrari a rimettere a posto via Feltre, abbiamo una nostra proposta e siamo aperti a fornirla anche al Comune. Servizi idrici integrati, l'ex BIM GSP per intenderci, volta pagina. La prossima assemblea del 5 maggio segnerà un punto di svolta per la SIB Servizi Integrati Bellunesi. I soci saranno chiamati ad approvare non solo il resoconto finanziario, ma a nominare anche il nuovo CDA. È stata presentata una lista con 5 nomi nuovi e quindi noi finiremo il nostro mandato dopo 6 anni di lavoro e entrerà un nuovo consiglio di amministrazione a cui auguro un ottimo lavoro. Sorriso a denti stretti, una punta di dispiacere nelle parole del presidente Sommavilla, che con Lara Stefani e Andrea Menin dal 2020 hanno contribuito a rivoluzionare la società cresciuta in modo esponenziale e a riorganizzare personale e uffici. Qualche numero: patrimonio di oltre 100 milioni di euro, investimenti passati da 9 milioni di 6 anni fa ai quasi 30 di oggi, dipendenti da 177 a 250 e tra le new entry molti giovani e molte donne. Il faro della gestione targata Sommavilla è stato l'efficientamento per governare ciò che non andava. Questa società veniva da un periodo molto difficile, aveva grossi problemi strutturali sia dal punto di vista dell'impiantistica esistente sia dal punto di vista di quella che mancava di impiantistica. La caccia alle nuove risorse ha consentito di sostenere gli investimenti senza incidere in modo significativo sui cittadini. Circa 60 milioni di euro tra fondi PNRR, piano acquedotti, comuni di confine, ricostruzione Vaia e Olimpiadi, a cui si aggiungono 21 milioni derivanti dalla vendita delle azioni Asco Trade e 48 milioni dalla cessione delle reti gas. Contributi che ci hanno permesso di fare opere importantissime per la distrettualizzazione idraulica e per la riduzione delle perdite della provincia, oltre che il depuratore di Marisica praticamente raddoppiato e un hub di fanghi a Longarone per il trattamento dei fanghi della depurazione. Il pacchetto di interventi realizzati in 6 anni sfiora i 98 milioni di euro, di cui circa 24 milioni e mezzo nel 2025, con la previsione di sfiorare i 100 milioni nel prossimo triennio. Una gestione improntata alla regola del buon padre di famiglia per efficientare la società con riguardo al risparmio in capo al cittadino. Nel futuro non solo acqua ma anche energia, settore arrivato dopo la fusione con infrastrutture, dall'idroelettrico al fotovoltaico, a strumenti di produzione energetica diversi e più moderni. È un settore che, come vediamo anche in Italia, è completamente nuovo, bisogna investire molto anche perché noi siamo grandi utilizzatori di energia elettrica e con la realizzazione delle opere, specialmente gli impianti di depurazione che abbiamo a progetto, avremo sempre più bisogno di energia e dovremo cercare di essere sempre più, diciamo così, indipendenti. Ci sono poi i temi del lavoro, come ci racconta sempre Tiziana Bolognani.
L'attacco all'Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz hanno acuito le difficoltà già pesanti del sistema economico globale, che incide anche sulle filiere industriali della provincia di Belluno. Il 18° congresso provinciale della UILM è partito da qui per analizzare ciò che accade nelle nostre fabbriche, nel paese e nel mondo, per riaffermare il ruolo del sindacato come presidio di democrazia, di diritti e di dignità del lavoro. Noi siamo un settore purtroppo altamente energivoro, quindi subiamo subito quelli che sono l'aumento dei costi, quindi sulle materie prime, e un rallentamento purtroppo negli ordini o lo slittamento degli ordini. In provincia di Belluno il settore conta circa 6.000 addetti tra industria e artigianato, con una presenza crescente di lavoratrici stimata tra il 20 e il 25% della forza lavoro. Ma il comparto, che è pilastro industriale e manifatturiero fondamentale, risente anche delle crisi internazionali. Si sta riaffacciando l'aumento di richiesta di cassa integrazione, un rallentamento, un utilizzo di flessibilità e di ferie, visto la conseguenza del rallentamento, ma questo per tamponare il breve periodo. Se la situazione continuerà purtroppo nel tempo, ci aspettiamo tempi e momenti difficili. Tutto questo in un contesto che riguarda anche la trasformazione del mondo del lavoro, che ha riscritto le regole dell'economia ma non della dignità, afferma la UILM. La fase è impegnativa e per certi versi preoccupante. Ci sono concomitanze, diventa complicato gestirle insieme. Alcune, quelle della transizione, sono state gestite pur sapendo che questa transizione era già pianificata, e c'è stata una insufficienza da parte dei governi, una sottovalutazione e in qualche caso anche delle scelte sbagliate. E c'è anche il tema dell'intelligenza artificiale. Sì, a questo si aggiungono anche temi come queste rivoluzioni industriali, queste innovazioni che ci sono sempre state, però i paesi l'hanno sempre affrontato con grande intelligenza e soprattutto non vedendole come un pericolo, ma facendole diventare un'opportunità. In effetti lo possono anche essere. Il tema è che noi siamo preoccupati perché l'Italia e l'Europa in modo particolare affronta questo tema non con strumenti idonei. I primi segnali già si vedono: superamento di attività lavorative sostituite da processi automatizzati, e siamo solo all'inizio. Noi chiederemo e continueremo a partire anche da domani, giorno del 1° maggio, a chiedere al governo, ai governi, a tutto il Parlamento di interessarsi di questi temi che rischiano ovviamente di provocare situazioni drammatiche all'interno del nostro Paese. La Regione del Veneto anticipa 8.700.000 euro per coprire i servizi di trasporto legati alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Si tratta di una decisione molto attesa. Lo ha annunciato l'assessore alla mobilità Diego Ruzza, l'assessore regionale, spiegando che le risorse sono state trasferite alla provincia di Belluno per saldare le aziende coinvolte. Un'azione di responsabilità a tutela del territorio e del sistema economico, dice Ruzza, anche perché la Regione ora attende il rimborso da parte dello Stato, quindi staremo a vedere. Io non ho ulteriori aggiornamenti da darvi né dalla provincia di Belluno né dalla Marca Trevigiana. È tutto anche per questa edizione. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.